Potere al popolo. Potere al popolo! Non era mica un saluto romano, pugno chiuso assolutamente. Siamo anche un po' tutti, dite la verità anche voi, comunisti. 5 minuti dopo le 11. Buongiorno, buon mattino. Sammy Varin, Potere al popolo, Radio Libertà, pura controinformazione che facciamo anche grazie a voi. Dobbiamo ringraziare veramente centinaia di amici che ci scrivono ogni giorno al 340 6709 659, il metodo per comunicare molto velocemente con noi, perché il primo speaker, il primo giornalista che c'è in onda legge i vostri messaggi. Chiaramente siete i benvenuti anche tramite telefono allo 0292947222, entrate in voce nel corso delle nostre trasmissioni 0292947222. Tra pochissimo i nostri ospiti, ma naturalmente prima le notizie, le agenzie si sono aggiornate con una notizia brutta brutta data proprio in primissima mattinata da Dago Spia. Jane Hackman e la moglie trovati morti nella loro casa in New Mexico. Indagine in corso, questa l'apertura di Repubblica, la stessa sul Corriere. Jane Hackman e la moglie trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, morto anche il cane. Vediamo l'agenzia ANSA, identica apertura. Ha fatto proprio impressione questa notizia. Gene Hackman e la moglie trovati morti in New Mexico. L'attore statunitense aveva 95 anni, la consorte Betsy Arakawa 63. Nel corso di una carriera durata più di 6 decenni, Hackman ha ricevuto 2 premi Oscar, 2 BAFTA, 4 Golden Globe e uno Screen Actor Guild Award. Così l'apertura dell'agenzia ANSA. Direi che ci mandiamo la canzone indipendente. Cosa ne dici? Dai, dai, dai. Canzone indipendente in apertura, poi avremo il Qui Parlamento con una canzone indipendente che ci vuole, che fa bene alla salute, e soprattutto quando si tratta di artisti indipendenti e che contattano Sammy Varin. E io sono più che contento di mandare in onda la presentazione di Sara Zambon da Castellanza, in provincia di Varese, che tra poco ci fa ascoltare la sua Music of the Stars, ma sentiamo intanto la sua voce. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, sono Sara Zambon. Sono contentissima e molto grata per potervi presentare questa mia canzone. Si chiama Music of the Stars, cioè musica delle stelle. È un sogno che è diventato realtà dopo lunghe peripezie, una canzone che ho scritto con tutto il mio cuore, la mia anima e che ho dedicato a una persona speciale che non c'è più, si chiamava Gabriele Bellotti e che mi ha proprio spinto a tirar fuori dal cassetto per una volta tanto un progetto e portarlo a compimento credendo un po' di più in me stessa, e poi è dedicata anche alla mia nipotina Lilith Jasmine, perché nel frattempo sono diventata nonna. La musica delle stelle è quella che ci porta lontano, non soltanto fisicamente, quindi nello spazio con la ricerca di nuovi mondi, ma soprattutto anche all'interno di noi stessi con una ricerca più approfondita nel nostro io più profondo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e spero davvero che incontri i vostri gusti.
Urcave che roba! Sara Zambon da Castellanza in provincia di Varese ci ha fatto avere la sua Music of the Stars che trovate facilmente su tutti gli store digitali ma facilmente su YouTube. Grazie a tutti gli amici che mi inviano le loro produzioni. Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette solo artisti indipendenti e cantanti ma anche registi, autori, chiunque abbia ancora qualcosa da dire fuori dal coro, fuori posto, fuori moda, fuori tempo, fuori dal pensiero comune, contatti Radio Libertà, sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Radio Libertà su tutti i social network. Alle 11.13 il buongiorno rinnovato, c'ho quanti saranno? 30, 40, 50 WhatsApp, fammene mandare qualcuno, ne mandiamo qualcuno, poi vi presentiamo una nuova rivista che nasce proprio in questi giorni e che vuole superare propaganda e faziosità dei soliti grossi e grassi mass media. Tra poco ve la presento. Prima però qualche messaggino, qualche audio. Tira sul cursore, sentiamo l'audio sul cursore e ascoltiamo. Sentiamo. Ah, non c'è ancora audio, allora aspettiamo ancora qualche istante. Immagina se fosse ucciso un soldato europeo in Ucraina, scatterebbe l'articolo 5 della NATO, sarebbe guerra totale. Benzina sul fuoco, mandare truppe europee in Ucraina, molto pericoloso per i popoli europei. Cosa firma quello lì? A Trump che è scaduto il suo mandato, il prossimo presidente ucraino potrebbe dire che è un trattato terrorale farlocco? Si parla chiaramente di quello che accadrà con l'Ucraina e non soltanto. Dicevo un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Buongiorno, il Vil Tajani non vede l'ora che cada di far cadere il governo per fare un bel governicchio col PD. Ti prego. 5 Stelle. Maledetto. Ti prego, maledetto politicamente, of course. Io che ero così abituato a iniziare la mattina con Dave Brubeck, ora non ce la faccio più con questi Maramao. Basta, vado sulla zanzara. No! Non girare sulla zanzara, anzi, peggio per te. Gira. Se ascolti la rassegna di Radio 24, che sonno. Sammy, conosci quanto è la tassa imposta europea sulle macchine americane? Gigi da Venezia, sarà una sorpresa. Gigi, no, non farmi venire paura, insomma. Gramellini non ha gradito le danzatrici barbute e credo che volesse Fratoianni come statua d'oro su un piedistallo di macerie. Bella questa, Marco da Milano. Anche qui a Brescia vanno alla grande le auto ibride tra i ladri, soprattutto le Toyota, infatti rubano le batterie da 15.000 euro ai 6 mesi per ripristinare il danno. Gian da Brescia mi fai passare la voglia. Se riempio la casa di lepore di armi, arrestano la slime lesbica del PD? Signori, chiaro è che per intendere intenda, sono a volte delle battute difficili da capire. Se non avete ascoltato la rassegna stampa, dove eravate? Dalle 7.30 alle 9.30 io conduco la rassegna stampa, signori belli. Se ve la perdete potete riascoltarla la sera dalle 20 alle 21 oppure il podcast sul sito radiolibertà.net schiacciando podcast. Buongiorno, una meditazione. Se invece di vincere la destra avesse vinto in Italia la sinistra, i sinistroidi avrebbero sostenuto Trump o Putin? Un caro saluto, bravo signor Varin, brava la signora Pina da Monza Brianza. Sì, d'accordo, mi fermo, se no sforiamo. Devo presentarvi questa nuova rivista che hanno inventato per capire come gira veramente il mondo. Si chiama Briefing, proprio così. Nasce per offrire un'informazione più chiara e fruibile, ad esempio sul fronte geopolitico o militare. Abbiamo incontrato il direttore, che è una nostra vecchia conoscenza, Pietro Licciardi, che ci parla di questa nuova rivista che tratta di argomenti a volte difficilissimi, ma loro li rendono facili. Signori, lasciamo la linea per 10 minuti a questa nuova rivista che nasce proprio in queste ore. Briefing, Pietro Licciardi.
Gentili ascoltatori, benvenuti in questo spazio dedicato alla geopolitica e alle questioni militari, curato da Briefing, una nuova rivista nata per informare su quello che avviene nel mondo in questo tempo quanto mai in fermento. Una informazione, la nostra, che vuole essere non solo chiara e accessibile, ma soprattutto competente e documentata, senza sensazionalismi o partigianeria, come purtroppo è capitato di vedere in occasione della crisi russo-ucraina e israelo-palestinese. E proprio alla guerra in Ucraina è dedicata la prima parte del numero di briefing liberamente scaricabile dal sito www.periodicobriefing.info. Del conflitto ormai entrato nel terzo anno parliamo con Mirko Campochiari, uno degli esperti dello staff di redazione, analista storico-militare e fondatore del canale YouTube Parabellum. Ecco, dottor Campochiari, dopo tutto questo tempo la Russia non sembra sia in grado di assicurarsi una vittoria decisiva, nonostante abbia ancora l'iniziativa. E l'Ucraina, a sua volta, a dispetto dell'iniziale successo, è in evidente affanno. A cosa si deve, secondo lei, l'attuale situazione? Allora, i fattori sono tanti, ovviamente, non solo uno. Sicuramente l'aiuto a singhiozzo dato dagli alleati occidentali è quello che ha determinato di più i fattori sul campo. Ricordiamoci che durante l'offensiva del 2023 gli ucraini hanno subito uno stop, probabilmente inaspettato, dovuto soprattutto alle vicende americane, e i russi sono riusciti a riprendersi proprio durante il 2023-2024. La fallita offensiva ha permesso alla Russia, soprattutto con quella che viene definita la criptomobilitazione, cioè quella mobilitazione segreta che avviene ogni mese aumentando l'offerta commerciale del possibile reclutabile, ha permesso all'esercito russo di riformarsi, riorganizzarsi e creare un surplus con cui ora hanno delle riserve strategiche e operative con cui hanno preso l'iniziativa da fine 2023 fino ad oggi. Ecco, un'altra domanda. Il presidente Trump, come ha promesso in campagna elettorale, sembra aver cominciato i suoi primi passi verso un cessate il fuoco. Ma secondo lei ci sono oggi le condizioni per far terminare in modo soddisfacente il conflitto? Beh, diciamo che per anni si parlava di pace giusta, in realtà già si è abbandonato questo discorso, anzi in realtà non si parla neanche di pace di per sé, né tantomeno di armistizio. La linea degli americani è una linea unilaterale condotta da loro verso la Russia, che addirittura pare che vogliano tenere fuori gli europei da questa discussione. E anche Zelensky ricorda un po' la posizione della Cecoslovacchia nel 1938, dato che pare essere fuori dalla stanza delle decisioni. Addirittura sembra che le prime diciamo, parlamentazioni avverranno in Arabia Saudita, un luogo abbastanza particolare, insomma, per la sua stessa località. E onestamente, viste le vicissitudini delle posizioni espresse dal generale Kellogg, da Pete Hegseth, dallo stesso Trump, è difficile anche capire quale delle voci fa fede, visto che sono molto contrastanti. Pete Hegseth e il vice Vance hanno detto che gli americani non metteranno il cosiddetto foot on the ground, invece il generale Kellogg ha detto che l'opzione è ancora sul tavolo. Si è parlato di rinunce da parte soprattutto degli ucraini, ma poco da parte della Russia. Si parla di rinnovo delle sanzioni in caso non vi sia, diciamo, da parte di Putin buona volontà, ma sono frasi di circostanza che diciamo che non specificano nel dettaglio esattamente quali siano le intenzioni. Quello che è chiaro
e che non ci sia né un grande coordinamento all'interno della sfera americana e che non ve ne sia nemmeno uno all'interno della sfera europea, dato che le varie controproposte che sono avvenute di getto in questa situazione sono state poi smentite da altri paesi europei. Faccio alcuni esempi. La von der Leyen ha detto che si potrebbe usare la clausola di emergenza per sbloccare il bilancio, per aiutare alcuni paesi come l'Italia a superare il 2% per le spese militari, e altri paesi hanno subito rifiutato. O si è parlato di un esercito europeo, i polacchi hanno subito rifiutato, quindi c'è molta confusione, quindi la prospettiva di una pace, soprattutto di una pace giusta, rimane ancora assai lontana, a mio parere, soprattutto con la scadenza che ha dichiarato Kellogg, 180 giorni. A me sembra che siamo ancora in alto mare, e in tutta questa confusione ne vediamo anche attori esterni come la Cina cominciare a proporsi. Ad esempio il ministro degli esteri cinesi ha detto se gli americani escludono gli americani, questa cosa è assolutamente inaccettabile, che è un quasi modo di proporsi, diciamo. Quindi non credo che vedremo la pace entro queste tempistiche, anche perché le due posizioni richieste dall'Europa, dall'Ucraina e dalla Russia sono completamente opposte. Una richiede assicurazioni, e prima gli americani erano stati anche disposti a dargliele, come per esempio la vendita delle terre rare all'Ucraina, all'America, in cambio di un'assicurazione. Diciamo, Zelensky ha ricevuto il documento, gli è stato detto di firmarlo e dentro non c'era l'assicurazione, quindi la cosa è stata ritirata. L'ingresso nella NATO è impossibile, un esercito europeo è impossibile, mantenere 1,5 milioni di soldati in arma, come aveva richiesto Zelensky, è a sua volta impossibile, sia per una questione di spese che di manutenzione. Dall'altra parte le richieste russe sono a loro volta impossibili, visto che sono completamente non concordanti con le richieste di sicurezza emesse dall'altra parte. Quindi credo che la proposta Trump è passata da un giorno a una settimana a 180 giorni, e mi sa tanto che ci vorrà ben più di un anno. Il campo parlerà più di ogni altra cosa, ma parlerà con lentezza. Ecco, ringrazio Campochiari. Un altro teatro caldo è quello del Pacifico, dove la Cina cerca di affermare una propria presenza militare, in quanto area strategica per le sue rotte commerciali e la sua sicurezza. Su questo ha scritto su Briefing Leonardo Lanzara, dottore in scienze internazionali e diplomatiche. Ecco, dottor Lanzara, qualche mese fa i cinesi hanno minacciato di invadere Taiwan, destando non poca preoccupazione nel pubblico, considerata la prevedibile risposta americana. Quanto è reale il rischio di un'altra guerra, questa volta nel mare cinese? Ma cominciamo col dire che i proclami bellicistici, le esercitazioni militari, gli sconfinamenti dello spazio aereo attorno a Taiwan non sono novità. Sin dal 1949 la Repubblica Popolare Cinese considera Taiwan una provincia ribelle da riunificare in qualche modo, con le buone o con le cattive. È una questione di integrità territoriale, ma è anche una questione diplomatica e di prestigio, perché l'incapacità di ricondurre a sé Taiwan è distonica rispetto all'immagine che la Cina vuole dare di sé, ovvero la prossima grande potenza. E al di là di questo bisogna sottolineare l'importanza strategica di Taiwan. L'isola è al centro di un cordone sanitario che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno teso attorno alla Cina per contenerne l'espansione. E Taiwan sostanzialmente è una piattaforma piena di occhi e orecchie che sorvegliano le mosse della marina cinese. Quindi si capisce bene come la Cina abbia un interesse concreto e multiforme nel voler prendere Taiwan, perché non c'è riuscita, certamente per l'ostinazione dei taiwanesi che vogliono restare indipendenti, e poi naturalmente grazie a Washington, perché gli americani sono il più importante alleato di Taiwan. E per quanto riguarda la Cina, negli ultimi 20 anni abbiamo visto grandi sforzi per migliorare il proprio strumento militare, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Oggi, per esempio, la Marina militare conta un numero di vascelli superiore rispetto alla Marina americana.
E questo è un dato che deve fare riflettere. Il fatto è che lanciare un attacco su Taiwan attraverso uno sbarco anfibio è un'impresa improba. E tra l'altro Taiwan si prepara da decenni per difendersi da uno sbarco delle forze armate cinesi, le quali tra l'altro non hanno esperienza di combattimento, per quanto siano molto cresciute in termini numerici e qualitativi. Quindi, per rispondere alla domanda, se da un lato un attacco cinese a Taiwan è una possibilità concreta, dall'altro questo attacco comporterebbe delle difficoltà oggettive e dei costi molto elevati per la Cina stessa in termini di vite umane e di danni. Quindi questa opzione viene valutata in maniera molto cauta. Per esempio, un'alternativa a un attacco diretto frontale a Taiwan potrebbe essere un blocco aeronavale o la provocazione di un incidente. Quindi ci sono tante opzioni possibili attorno a questo possibile attacco cinese a Taiwan. Ciò detto, la tensione attorno ai mari cinesi non è mai stata così alta e la Cina sta portando avanti un riarmo a tappe forzate, non rinuncia a toni e ad azioni aggressive, mentre dall'altra parte si spera che la deterrenza eviti una guerra potenzialmente disastrosa, guerra che potrebbe anche coinvolgere le due Coree. Se si arrivasse veramente a uno scontro militare, tra l'altro c'è il rischio che la guerra, già ad altissima intensità, coinvolga anche armi nucleari, perché sia Stati Uniti che Cina sono potenze nucleari. Quindi, di nuovo, gli esiti di uno scontro del genere potrebbero essere catastrofici e potrebbero ridisegnare i rapporti di forza delle grandi potenze del mondo. Naturalmente la speranza è che la ragionevolezza prevalga e che i costi previsti o prevedibili da una simile operazione portino gli attori a non arrivare a uno scontro che avrebbe conseguenze drammatiche per tutto il mondo. Ecco, grazie dottor Lanzara. Io da parte mia invito ancora a scaricare gratuitamente il PDF del primo numero della rivista Briefing, che trovate, lo ripeto, su www.periodicobriefing.info, dove Campochiari e Lanzara trattano in maniera più ampia gli argomenti che qui hanno solo potuto accennare. Ecco, su Briefing di questo mese potete inoltre leggere come si è svolta l'operazione nel Mar Rosso, che ha visto impegnate le navi della nostra Marina Militare, le quali tra l'altro si sono trovate in combattimento per la prima volta dalla fine della guerra mondiale. E inoltre vi sveliamo il punto debole della Marina americana, che si è manifestato proprio nel corso della missione di protezione delle rotte commerciali. Un articolo è dedicato all'attivismo del presidente turco Erdogan, non solo nel Mediterraneo ma anche in Medio Oriente, Mar Rosso e Balcani, il che fa sorgere qualche preoccupazione su dove intende andare a parare. Inoltre ricordiamo i 49 anni della Società Italiana di Storia Militare e l'esperimento che si è svolto con successo nella storica base statunitense di Edwards, dove un aereo militare ha volato completamente guidato dall'intelligenza artificiale. Infine, il generale Paolo Capitini ha svolto alcune interessanti considerazioni riguardo certe proposte di riattivare il servizio militare di leva in Italia. Ecco, cari ascoltatori, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ancora una volta a visitare il sito www.periodicobriefing.info. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti, dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo
grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACOC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACOC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Liberi, liberissimi! Ancora il buongiorno, Sammy Varin. Oggi non c'è il collegamento con Regione Liguria e allora facciamo mezz'oretta insieme parlando di territorio, signori, assolutamente sì. E tra poco parliamo dei bikers che a Milano si stanno incazzando sempre di più, perché sapete che c'è quella legge che accoglie gli ordini europei, per cui da ottobre a Milano e probabilmente nelle altre grandi città dove a vincere è stato il PD, non potranno più circolare le vecchie moto Euro 0, 1, 2 e poi più avanti anche Euro 3. E sono molto arrabbiati i motociclisti, non solo quelli con le moto grosse ma anche con i motorini piccolini. Mio figlio Elia, ad esempio, a 14 anni vorrebbe comprarsi il Ciao o la Vespa 50 e gli ho detto Elia, tra poco le proibiscono. Chiaramente la Lega non ci sta rompendo le palle, ma tra 10 minuti vi faccio sentire l'incontro che c'è stato tra i bikers e il comune di Milano, un primo incontro che non è finito tanto bene. Subito però Sammy Varin vi parla di musica indipendente, questa ve l'annuncio perché è una bravissima pianista, si chiama Sonia Vettorato, l'abbiamo già conosciuta mesi fa come la pianista del lago, quella che suona negli hotel super bellissimi sul lago di Como. In questi giorni questa pianista concertista è in tournée con dei concerti che si chiamano concerti a lume di candela. Figata, signori, atmosfere fantastiche che dovete assolutamente vivere. C'è una prossima data il 28 marzo a Novi Ligure, ma attenzione, lei è protagonista anche con il pubblico può interagire nei concerti che fa questa Sonia Vettorato attraverso giochi e attività musicali. Sonia Vettorato sarà ad esempio il 9 marzo, domenica, a Lainate, alla Villa Visconti Borromeo Litta. Ma intanto vi regalo 5 minuti di Sonia Vettorato che parla proprio di questi concerti a lume di candela. Seguite.
Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è questa pianista? Se lo chiedono in molti, mi state scrivendo. Grazie, 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 siete simpatici. È una sorpresa che vi ho fatto quest'oggi. Sammy Varin è qui a toppare il buco. Oggi manca la Lega della Liguria e ho scelto una bravissima pianista che si chiama Sonia Vettorato, in tournée in queste settimane con i concerti a lume di candela. Chi ha sbirciato il video, c'era un'atmosfera bellissima perché centinaia e centinaia di lumini regalavano un'atmosfera pazzesca. Brava Sonia Vettorato, che sarà il 28 di marzo a Novi Ligure. Invece il 9 di marzo, domenica, suonerà Lainati alla Villa Visconti Borromeo Lita, ma chiaramente tutto questo basta cercare Sonia Vettorato sui social. Abbiamo ancora una manciata di minuti e allora polemizziamo un po', per favore, per piacere. Già siete già arrabbiati, basta soltanto dirvelo, mi avete sentito prima che l'ho ricordato. Grazie a Claudio Bernieri, collega giornalista che ha fatto anche il servizio sulla Vettorato. Ora vi propongo un servizio sui bikers milanesi, quelli che guidano le moto, arrabbiati neri. Perché? Perché si vogliono bloccare le moto Euro 0, 1 e 2 e poi successivamente Euro 3 perché inquinanti. A Milano questo divieto partirà proprio da ottobre. Poche settimane fa si è svolto al Consiglio di Zona 3 di Milano un tavolo istituzionale, il primo tavolo istituzionale tra comune di Milano in questo caso, e biker, e devono decidere sul destino di 1 milione di moto che sarebbero da rottamare da questo ottobre. Grazie a Claudio Bernieri che ha girato il servizio. Sentiamo cos'è successo l'altra sera al Consiglio di Zona 3. Vieni al bosco insieme a me, ferma il tempo.
diritto di libertà dei cittadini per quanto riguarda lo spostamento e il lavoro. Grazie mille. Vi confermo che a ottobre del 25 0, 1 e 2 non entreranno più in città. Vi confermo anche che la percentuale di incidenza che noi conosciamo perfettamente di 0, 1 e 2 è molto bassa e non arriva al 3% di numero complessivo di mezzi, molti dei quali non girano neanche, perché lo 0 è quasi una moto d'epoca. Quindi può addirittura chiedere semmai dentro quella. Ve lo confermo, ma questo non vuol dire che siamo contro le moto. Quindi il 75% che lei mi dice probabilmente si riferisce alle moto in generale. Certamente non allo 0, 1 e 2 che, ribadisco, non entreranno più alla scadenza dell'ottobre del 25. Peraltro è una cosa che io ho condiviso, che noi abbiamo condiviso con tutti coloro che si occupano di questo tema. E ci hanno confermato che la quantità di persone che possiedono e utilizzano questo tipo di moto particolarmente inquinanti è una percentuale bassissima e poco utilizzata. Quindi non accadrà. Questo non vuol dire che siamo contro le moto, tutt'altro, credo che sia una opportunità. Quanto più queste moto sono spinte da un sistema il meno inquinante possibile, tanto più avremo un vantaggio. Quindi anche su questo vi ho dato una risposta, esattamente come non posso darvi una risposta, ma mi informerò rispetto. Perfetto, la ringrazio. Però non posso, io li guardo tutti e non solo io che capisco. Benissimo. 012, 75%, 012 non corrisponde alla realtà. Però, diciamo. Ma io le ho detto 0. Mi scusi, le ho detto 0, 1, 2. Ma io le ho detto 0, mi scusi, le ho detto 0, 1, 2. Non sono certo il 3%, questo glielo posso assicurare. Questo glielo posso assicurare tranquillamente. Se li vado a leggere i dati, anzi vada sull'ACI, che c'è il sito pubblico dell'ACI, e vedrà quanti sono. Signore, lei che sta riprendendo, ve l'ho detto che non è ammesso. Mi dispiace, ma quando sento delle cazzate non mi viene spontaneo stare zitto. Consiglio di zona 3, dove c'è stato un primo incontro abbastanza chiassoso tra il movimento di Vieto e l'assessore Censi. Il tavolo di confronto quindi è chiuso o continuerà? Noi continueremo ad andare avanti con le nostre informazioni, le porteremo, speriamo di trovare gente un po' più colta sull'argomento, perché l'assessora ha confermato che da ottobre 2025 le moto Euro 0, 1 e 2 non entreranno a Milano. Lei ha dato il suo stop e basta, ha deciso così e è finita lì. Ecco, cosa state preparando? In futuro mi sembra un'altra sfilata, un'altra manifestazione. Sì, il 15 di marzo ci sarà la 7ª manifestazione nostra, dove daremo notizie delle cose che l'assessora ci ha detto oggi. Abbiamo ancora una porta aperta da parte del capo di gabinetto, che comunque sta studiando tutte le nostre relazioni. Vediamo da qui al 15 di marzo che cosa capita, per cui daremo notizie il 15 di marzo su quello che è successo. Ecco, comunque la scadenza sarebbe alla fine del 25. 1° ottobre. Come? 1° ottobre 2025 le Euro 0, 1 e 2 verranno fermate secondo quello che dice l'assessora Censi. E quante sono le moto che non potrebbero più circolare? Ma noi abbiamo fatto un conto sulla totalità di questo blocco che arriva fino all'Euro 3 nel 2028 e sono circa 400.000 in Milano e provincia e 960.000 in Lombardia. Quindi se proseguono con questo progetto di bloccare le moto, quasi 1 milione di persone non potranno più entrare a Milano con le proprie moto. Ecco, ma come potete fermare questo progetto? Noi speriamo nel buon senso di questa gente, perché comunque noi manifestando cercheremo di avere sempre più firme. L'altra cosa che con Lorenzo stavamo pensando di fare insieme a un supporto anche politico è un referendum, giusto Lorenzo? Proveremo il 15 a cominciare a tirare sulle firme per aprire un referendum a Milano. Buon viaggio. Grazie mille.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Qui ci vuole davvero la Lega e ci vuole un po' di buona politica. Avete sentito i bikers, i motociclisti milanesi sono parecchio preoccupati. Chi ha una vecchia moto, motorino Euro 0, 1, 2, da ottobre non potrà più circolare e anche la Lega su questo fronte si sta facendo sentire in questi mesi con i bikers. Ricordiamo sabato 15 marzo, un'ennesima manifestazione contro il divieto di circolazione degli Euro 0, 1 e 2, vecchie moto ma anche motorini, semplicemente un piccolo ciao, non lo puoi più usare a Milano. 11.56, sì, sto per andarmene. Oggi abbiamo fatto gli straordinari, non c'era Lega Liguria, che tornerà naturalmente giovedì prossimo. Tra gli appuntamenti da non scordare, Targati Lega appena uscito verso il congresso, sabato 15 marzo ad Ancona, presso il Centro Federale FIGC di via Schiavoni, alle ore 10. Tutta un'altra economia, la sfida del valore, con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Giorgetti e Salvini ad Ancona, sabato 15 marzo alle ore 10, evento appena uscito. Tra gli appuntamenti da non scordare, oggi ne ha parlato anche la carta stampata, per fortuna ad Arona, il sindaco di Arona Gusmeroli, deputato della Lega, ha aperto uno sportello per passare al servizio alle tutele graduali per tutti coloro che stanno ricevendo bollette del gas pazzesche. Un servizio aperto a tutti gli italiani e naturalmente l'invito di Sammy Varin anche agli altri sindaci italiani: aiutiamo i pensionati a passare alle tutele graduali. Vieni in comune per passare al servizio a tutele graduali. La città di Arona ti aspetta, non solo gli abitanti di Arona, ma tutti i cittadini italiani, e si spera non da tutta Italia, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 18, venerdì 8.30, 11.30 al piano terra, ex Sala Pagliano, dal 4 marzo al 30 giugno. E noi ringraziamo tantissimo il deputato della Lega, Gusmeroli. Il premio Parola d'Oro, 28 febbraio, domani, ore 17, presso la sala della Promoteca Campidoglio, Roma. Il premio Parola d'Oro celebra l'arte di comunicare con positività e costruttività da una visione di Claudio David, promosso dall'onorevole Fabrizio Santori della Lega. Domani 28 febbraio, ore 17 in Campidoglio. Ma molto più importante per quelli come me che amano la sacra polenta, domenica 2 marzo alle 12.30, polenta e bruscite al centro polifunzionale di via Gallina a Bareggio, Interland di Milano, da prenotare al volo perché la polenta è poca. 340-268-4770, altro che polenta antifascista. Polenta e bruscite, domenica 2 marzo ore 12.30 a Bareggio. E da Sammy Varin è davvero tutto, grazie a Simone per la pazienza, ma è una minaccia. Sì, io ritorno domani ore 7.30. Avete ascoltato Potere al Popolo.